Io sono Marco Seno, sono il responsabile della qualità e direttore commerciale in MG Biscotteria Veneziana. La mia passione nasce dalla mia famiglia, in realtà, perché io sono cresciuto sopra il forno di Burano, in mezzo allo zucchero e alla farina. È una realtà molto artigianale, molto legata a quella che è la tradizione veneziana, intorno al bussolà, questo dolce che appartiene un po' a Venezia e ancora prima a Burano. Quello che io faccio oggi in Biscotteria Veneziana è cercare di far crescere questa realtà artigiana, restando al passo con il 2025, quello che sono le attenzioni che richiede il consumatore del 2025, pur rimanendo molto attaccato alla tradizione e a tutto quello che ci ha fatto nascere e ci ha fatto crescere nel tempo. Il bussolà non è un dolce che ci appartiene come Biscotteria Veneziana, io dico sempre, è un dolce che noi abbiamo fatto nostro, nel senso che lo facciamo da quasi un secolo, tra una cosa e l'altra, dal 1928, quando ha aperto la pasticceria a Burano. Il bussolà ha origini molto più antiche, infatti noi abbiamo una collaborazione con i musei civici di Venezia proprio perché abbiamo trovato un quadro di Pietro Longhi del 1735 in cui i veneziani mangiano il bussolà a corte. È un quadro che si chiama La mattina di cioccolato. Se andiamo ancora più indietro, in realtà ci sono richiami in ville palladiane del 1500. C'è un affresco a Villa Caldogno proprio in cui i veneziani mangiano questo dolce. Quello che i veneziani e dapprima i buranelli ricordano del bussolà è il fatto che era il dolce dei pescatori, nel senso che, come si può intuire dal colore, è un dolce che è carico di uova, carico di burro, ed era un po' la barretta energetica dei pescatori dell'isola di Burano, che nelle lunghe notti, nelle lunghe battute di pesca, dovevano sostentarsi e soprattutto avere qualcosa che non deperisse facilmente. Ad oggi il bussolà è diventato un dolce trasversale, nel senso che si mangia un po' tutto l'anno, è richiesto sia a Venezia che in Italia che all'estero per tutto l'anno. In realtà nasce ad oggi come dolce pasquale e solitamente è il dolce che si porta in regalo al pranzo, alla cena di Pasqua dai parenti veneziani. Io sono particolarmente legato a questo dolce un po' perché tutto quello che abbiamo fatto crescere negli anni, un po' tutto quello che è stata la storia di Biscotteria Veneziana parte da qui, poi con varie declinazioni, perché da qui nasce l'Esse, che è ugualmente famoso, che non è altro che la pasta del bussolà, però a forma di S, ovvero la forma del canal grande. Ancora ad oggi, sia nella nostra pasticceria che nella nostra azienda di Jesolo, vengono ancora piegati a mano uno a uno. È un plus importantissimo, ma non c'è altro modo di fare l'S. Dicevo, il bussolà, io mi sento molto legato a questo tipo di dolce perché è uno dei primi ricordi che io ho nella pasticceria di Burano. È un dolce che si faceva in maggiori quantità nel giorno di Pasqua e io ricordo i giorni precedenti alla Pasqua queste signore che andavano in forno con la propria busta della spesa, ovvero uova, farina e burro, e si mettevano a fare questi bussolà in questo tavolo di pietra enorme che abbiamo in forno e poi, aiutati da Giorgio, mio nonno, o il marito di Carmelina, decoravano uno a uno questo dolce che appunto appartiene alle massaie veneziane. Quindi questo bellissimo ricordo del profumo di burro, di vaniglia, di uova, accompagnato con questa tavola in marmo enorme ricoperta da questi ciambelloni gialli e queste signore che non vedevano l'ora di portarlo a casa dalle famiglie per il giorno di Pasqua. Perché si dice che tu parole è piene di burro più dei bussolà buranei? Ma è un modo scherzoso in realtà per dire all'amico con cui si sta parlando non indorarmi la pillola quando uno è poco sincero e cerca di renderla più dolce di quello che è. Fa riferimento al burro nel bussolà proprio perché il bussolà è bello carico di burro. Se pensate che per ogni chilo di farina ci sono 3 etti di burro, il che lo rende tutto molto più dolce, insomma.
E niente, ciao Fioi da tutta la famiglia di Biscotteria Veneziana, a tutti i ragazzi di Treviso Tiramisù e ricordevo che chi non lavora non mangia.